Z Group, Communication by Image. Comincia una nuova puntata che sarà sicuramente gustosa, ricca di gusti, di saperi, dei sapori della montagna. Siamo a Falcade in compagnia di Renzo Minella, presidente di Dolomiti Turismo. Grazie ovviamente per avviare questa puntata del tutto particolare. Certamente campionati nazionali assoluti di sci a Falcade, ma anche la prima rassegna dei formaggi di montagna, un abbinamento che è già vincente in partenza, Renzo. Ci stiamo riuscendo, i campionati sono partiti da qualche giorno, la rassegna parte oggi e speriamo di arrivare tranquillamente a domenica con un grande successo. Saranno numerosi gli eventi a contorno di questa manifestazione importante e colgo l'occasione per ringraziare le numerose regioni che hanno voluto essere presenti a Falcade, quindi nelle Dolomiti, patrimonio dell'umanità, e quindi onorare questo riconoscimento con la loro presenza, e quindi avremo appunto queste serate di degustazione offerte dai grandi chef della cucina bellunese, ma anche nazionale e internazionale, come Fabio Campoli, lo chef di Rai 1. La montagna non è solo sci, è tempo libero, è ambiente, è natura, ma è anche gusto, e il turista è sempre più attratto dove il gusto davvero si fa assaporare in tutte le declinazioni. Sì, ormai non è imprescindibile il fatto che turismo, sport, buona cucina, buon bere e un bel ambiente, un bel paesaggio non possano che vivere assieme, andare a braccetto e creare dei prodotti turistici di alto livello, come quello che stiamo cercando di proporre qui nelle Dolomiti. E complimenti alle Dolomiti, complimenti a Falcade. Noi ringraziamo Renzo Minella e Dolomiti Turismo e ci guardiamo insieme questo servizio di cronache e poi ancora tanta Falcade e tanti formaggi. A tra poco. I Veneti hanno un nuovo presidente. Dopo Giancarlo Galan si apre la stagione di Luca Zaia, eletto con il 60,2% dei voti contro lo sfidante diretto Giuseppe Bortolussi, che si è fermato al 29,1%, mentre Antonio De Poli, il terzo candidato, raggiunge il 6%. Le truppe di cronache trevigiane nei giorni scorsi erano in giro per il Veneto a raccogliere i primi commenti a caldo. Sentiamoli a partire dal nuovo governatore del Veneto. Questo governo regionale avrà un governatore che vorrà gestire da subito questa nuova politica, che è quella delle riforme, inaugurare da subito questa stagione. La prima risposta è quella del federalismo. Questa regione, se non riesce a sdoganare la proposta federalista, è una regione che non ha futuro. La vittoria è di un grande governatore, perché il Veneto risplenderà con Luca Zaia, perché idee chiare, volontà del fare, concretezza e soprattutto un grande entusiasmo. Da domani il Veneto gira pagina e ci saranno nuove opportunità e sicuramente non potremo deludere quello che sono le aspettative del Veneto e dei veneti. Questo è un grande momento storico con un grande personaggio come Luca, che sicuramente ci dà risposte. La fiducia riposta su questa coalizione e su Luca Zaia è tantissima, non possiamo sbagliare. E credo che questo ponte lanciato verso il futuro riuscirà ad accontentare tutti i cittadini. Dal 1 aprile partirà il progetto turistico Isola dei Musei, realizzato da Fondazione Canova Onlus e Provincia di Treviso in collaborazione con il Comune di Asolo, Villa Maser e Fondazione Villa Emo. Per lanciare questo progetto e farlo conoscere al meglio al turista straniero e di casa nostra, è stato organizzato nei giorni scorsi un primo tour con tutti i giovani che si occupano della gestione degli sportelli di informazione turistica IAT, affinché, conoscendo da vicino il progetto, possano guidare al meglio le scelte del turista. Ai nostri microfoni Floriano Zambon, assessore al turismo della provincia di Treviso. L'iniziativa di oggi è finalizzata a far conoscere meglio agli operatori che quotidianamente sono a contatto con i turisti e quelle che sono le bellezze di questo percorso dell'Isola dei Musei. Aprile diventerà quindi a tutti gli effetti il mese trevigiano dedicato alla cultura. Con questa iniziativa ogni turista potrà visitare Villa Barbaro a Maser, Villa Emo a Fanzolo, il museo e la gipsoteca di Canova a Possagno, la Casa Museo del Giorgione, il Museo Civico di Asolo e la tomba Brion a San Vito di Altivole, prendendo semplicemente l'autobus. Ci spiega come il presidente di Fondazione Canova Onlus, Gianpietro Favaro. Durante il mese di aprile sarà possibile pagare il biglietto della corriera, 5 euro, che fa il giro dell'Isola dei Musei,
e con questo biglietto visitare gratis tutti i musei della zona. Io credo che sia un'occasione che noi offriamo per mostrare quanta è la ricchezza e la bellezza della nostra zona. Con questa iniziativa prende il via un nuovo modo di visitare le più belle opere della Pedemontana del Grappa, attraverso un progetto che guarda al futuro, mettendo in rete le strutture museali e rispettando l'ambiente, grazie all'utilizzo dell'autobus dell'Isola dei Musei, che permetterà ai turisti di viaggiare comodamente lasciando l'auto a casa. E questa è Coca-Cola? Coca-Cola. Questo è Cannonau, nostro, sardo, con i formaggi sardi, Coca-Cola, niente. Al massimo in Sardegna c'è la Coca-Cola. E che formaggi sono? Allora, qui abbiamo il fiore sardo, che sarebbe il nostro fiore all'occhiello, nel vero senso della parola, vincitore anche di medaglie olimpiche, un argento nel 2005 e medaglia di bronzo alla penultima Olimpiade. Poi abbiamo dei semicotti di pecora misto a capra, semicotto solo di pecora, stagionato di pecora e caprino. Evviva! Evviva la Sardegna! Rientriamo in questo studio ideale ancora a Falcade, una trasmissione dedicata allo sci nazionale ma anche ai grandi sapori dei formaggi di montagna per questa prima rassegna promossa, voluta, sostenuta anche dal Ministero delle Politiche Agricole. E qui abbiamo ovviamente Ludovico Gai. Ciao Ludovico, ciao, dirigente della promozione del Ministero delle Politiche Agricole, con nel cuore un po' i sapori della nostra Italia, e queste iniziative parlano da sole. È la prima rassegna dei formaggi di montagna, siamo molto soddisfatti per la partecipazione delle regioni, praticamente sono presenti tutte. E c'è una valenza socio-ambientale dell'agricoltura di montagna, dove c'è l'uomo, viene governata la natura, il paesaggio e quindi c'è anche sviluppo. Noi valorizzando, promuovendo il prodotto riusciamo a rendere vivi questi posti con, con grande soddisfazione di tutti, un rapporto economico col territorio che crea anche una ereditarietà. Noi ci accorgiamo adesso i padri trasmettono il lavoro ai figli, prima volevano andare in città, adesso restano qua. Su 4 prodotti venduti all'estero di Made in Italy, si dice che solo uno è vero Made in Italy, gli altri 3 sono delle copie dei pirati agroalimentari. Il Ministero sta lavorando molto anche all'estero per portare la promozione dei veri prodotti, gli originali, quasi sempre certificati. Esatto, questo è il fenomeno cosiddetto dell'Italian sounding. Vengono immessi soprattutto nelle catene della grande distribuzione dei prodotti che di italiano hanno solo il sound, il suono, no? Stiamo dando il nostro affinché il prodotto italiano sia sempre più valorizzato e affinché chi consuma e chi vuole italiano legga le etichette, che è fondamentale per capire da dove provengono i prodotti e da dove proviene tutta la catena di realizzazione del prodotto. Certamente, leggiamo tutte le etichette e scegliamo consapevolmente. Intanto queste immagini di questi straordinari formaggi stanno parlando in modo eloquente. Io ringrazio Ludovico Gai. Grazie al Ministero, noi ci fermiamo qui, un altro servizio e poi ancora Falcade, ancora sci, ancora tanti formaggi. A tra poco. L'Alta Marca Trevigiana si presenta al Vinitaly e lo fa portando in fiera il meglio delle produzioni tipiche e dei vini. Gianpietro Comolli, direttore dell'Associazione Alta Marca, presenta le novità che verranno proposte al 44esimo Vinitaly. Vinitaly Verona, dall'8 al 12 di aprile l'Alta Marca Trevigiana è presente alla Cittadella della Gastronomia, area H, vicino nei pressi del padiglione del Veneto, dove tutte le grandi cantine del Veneto sono presenti. Ecco, lì vicino tutti i giorni dalle 10 alle 3 del pomeriggio i prodotti tipici, l'Alta Marca Trevigiana, i ristoratori dell'Alta Marca presenteranno ricette, piatti e anche una piccola osteria mattutina per chi logicamente è indafarato a lavorare al Vinitaly potrà in ogni caso fermarsi ed assaggiare i prodotti tipici, quelli a chilometro zero. Dalle 13 alle 15 un menù particolare ricco di tanti prodotti della terra e del mare e dei fiumi che le nostre colline, la pedemontana trevigiana ci danno, ci producono, e soprattutto un menù diverso tutti i giorni creato dai 60 ristoratori soci dell'Alta Marca, in più un grande abbinamento di vini perché l'Alta Marca Trevigiana è un territorio, è la patria delle bollicine
venete, dove si producono il prosecco spumante e tanti altri vini, ma soprattutto è l'occasione questa per assaggiare le novità assolute che presentiamo al mondo, cioè la DOCG Conegliano Valdobbiadene e la DOCG Asolo, oltre logicamente a tutti i vini bianchi e rossi Colli di Conegliano, Montello e Colli Asolani. Per maggiori informazioni basta un semplice clic al sito www.altamarca.it.